se uno, per secoli e secoli la gente ha pregato in latino che non capiva niente, però ha pregato ugualmente, quindi non è solo un capire intellettuale, è un capire che va nel cuore, nel profondo del nostro cuore, per cui io continuo così pensando di non fare un torto a nessuno, di essere sempre in sintonia anche col Padre Eterno, proprio in forza della Pentecoste, in forza del Vangelo, di essere in sintonia. Se poi i vescovi che decidono non sanno, potevano dire io non lo so, fate voi che siete lassù sul posto. Come fa uno a dire vita o morte di qualcuno senza sapere di chi si tratta e perché? Per cui ritengo, noi insisteremo, vedremo che canali trovare per avere questa approvazione ufficiale, per essere riconosciuti, che è un diritto sacrosanto. Non ci piove, lo dice la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, tutta la Costituzione, e quindi già lo Stato ha riconosciuto la nostra lingua, perché non poteva riconoscere la Chiesa? Anzi, direi la Chiesa poteva riconoscere prima dello Stato, perché in Chiesa decide la Chiesa, non lo Stato. Per cui fuori, negli uffici, nella scuola, nelle cose pubbliche, va bene che lo Stato decida le sue cose, ma all'interno della Chiesa la nostra gerarchia poteva benissimo dire ancora nei tempi passati. Non l'ho ancora detto, ma amen, noi continuiamo così.